Oggi la sezione regionale della Corte dei Conti ha espresso un giudizio di parificazione del rendiconto generale 2025, che conferma la solidità della gestione finanziaria della Regione del Veneto, un risultato che certifica conti in ordine, equilibrio di bilancio e una gestione efficiente delle risorse pubbliche, capace di sostenere investimenti e servizi per i cittadini. Tra i dati più significativi, un fondo cassa di 1,5 miliardi di euro, pagamenti a imprese e fornitori con 18 giorni di anticipo rispetto ai termini di legge. È stato completato il percorso storico di azzeramento del debito autorizzato, che nel 2014 ammontava a 2 miliardi di euro. E in questo modo abbiamo potuto per la prima volta liberare avanzo disponibile per 181 milioni di euro, da destinare a nuovi investimenti nei limiti dei tetti della finanza pubblica. Il patrimonio netto è di 3,2 miliardi di euro. Numeri che parlano di una regione solida, affidabile e capace di programmare con responsabilità, continuando a investire nello sviluppo e nei servizi per cittadini ed imprese.